Onorevole Emanuele Prisco, a questo punto, passerei a lei di nuovo per chiederle una curiosità. Nella conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, che c'è stata di recente, No. quali sono le norme principali o quali sono le idee che avete messo in campo o che vorreste mettere in campo, ovviamente da proporre al governo, per battervi in favore di ovviamente degli imprenditori, dell'energia, di Confindustria? Ci sono delle normative, delle idee, qualche cosa su cui state lavorando concretamente, spingendo all'interno col vostro partito, con la vostra forza Allora, attuale? di alcune ne abbiamo già parlato pochi minuti fa, ma poi così colgo l'occasione anche rispetto al tema dell'energia per aggiungere alcune considerazioni. Senz'altro noi oggi abbiamo un problema di corto periodo e un problema di medio-lungo periodo. Va rifatta, va ripensata una politica industriale e una politica energetica, e questo ovviamente richiede un medio-lungo periodo. Va probabilmente ripensata in chiave europea, perché pensate anche qui che è assurdo. L'Europa in realtà nasce per due cose: le politiche energetiche comuni e la difesa comune. Bene, non abbiamo un esercito europeo e non facciamo una politica europea comune. In compenso si occupa di tutto, compreso quanto devono essere lunghe le zucchine, lunghi i pesci da pescare o quante giornate si possa pescare nel proprio mare nazionale. E su questo però oggi servono delle emergenze. Invece nel breve periodo serve di calmierare i prezzi del gas, perché sta schizzando alle stelle, e non credo che la risposta sia quella che sta dando la BCE ritoccando i tassi di interesse, che rischia tra l'altro di travolgere con un'ulteriore e pesantissima inflazione le nostre imprese. Dicevo, calmierare i prezzi del gas, alcuni paesi lo stanno facendo autonomamente, no? Spagna e Portogallo se non sbaglio, e dall'altro di creare un fondo, perché purtroppo abbiamo avuto prima il Covid e su questo l'Europa ha risposto creando, no, quel fondo che è stato il PNNR, in cui le nazioni più esposte hanno in qualche modo potuto accedere. Ma dalle sanzioni alla Russia ci sono alcune nazioni che hanno un danno maggiore, come l'Italia, rispetto a altre nazioni che, per esempio, dal punto di vista energetico, come veniva ricordata dal dottor Armenio, la Francia ha maggiore autonomia nazionale. Bene, è evidente che se l'Europa esiste, se l'Europa è solidale tra le nazioni che la compongono, vi deve essere, come vi è stato per il Covid, un fondo che possa in qualche modo attutire il colpo indiretto il contraccolpo delle sanzioni che in questo momento, e giustamente, l'Europa sta facendo nei confronti della Russia. Quindi breve periodo, rispondere alle esigenze del territorio, in particolar modo delle imprese e delle famiglie; lungo periodo cambiare una strategia, perché è impossibile che andiamo avanti con la politica dei no, no al gas, no al nucleare, no all'elettrico. Vi dico do un'ultima notizia, se posso rubare altri 5 secondi. In un momento Prego, in prego. cui, perché l'ho vissuta personalmente, in un momento in cui i primi dati, le prime analisi davano un rischio di aumento dei costi dell'energia, parliamo di dicembre dello scorso anno, nella notte il governo ha inserito nel famoso mille proroghe la proroga l'accorciamento dei tempi per le gare nelle concessioni idroelettriche, che oggi, come sapete, sono per lo più sostanzialmente di Enel e quindi sostanzialmente indirettamente di monopolio di Stato. Bene, in un momento in cui l'Italia non produce energia nucleare, di fatto ha ridotto la produzione di gas, si va incontro a una crisi energetica, cosa fa? Mette sul mercato l'unica produzione di energia che sostanzialmente detiene il regime di monopolio. Secondo me o c'è qualcuno che gioca con la squadra avversaria oppure siamo impazziti, ecco. Quindi abbiamo proprio su questo punto di prorogare le concessioni di monopolio, perché grazie a quelle potevamo almeno in parte calmierare i prezzi dell'energia con un fondo statale, direttamente facendo leva sulle aziende che ancora hanno una componente importante di proprietà dello Stato. Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Io a questo punto